squadre che prendono possesso della metà campo, lo scambio dei normali convenevoli. Si parte. Azione sulla sinistra, Romeo ha spazio, prova il cross, palla che finisce a Buda, si inserisce Bonasera, chiude la difesa, ancora Bonasera, rimette in mezzo, che occasione per la Messana, si dispera D'Amico. Calcagno ha spazio, c'è la spizzata con l'inserimento di Foti che va in mezzo per Gennaro che spedisce altro. Altra grande chance per la Messana. Ancora Calcagno in mezzo al campo, sventagliata qui di Munafò che trova Buda, controlla a seguire, entra in aria, ancora Buda, sblocca il match, Peppe Buda col destro, non lascia scampo a Bucca e porta avanti i suoi. Messana che adesso conduce per 1-0, rivediamo qui il destro, non può far nulla a Bucca. Apertura sulla sinistra, c'è ancora Buda, controlla la sfera, guarda in mezzo, rientra, crossa, buca l'intervento, Bucca e D'Amico non può far altro che depositare in rete il gol del 2-0. Rimessa profonda, spizzata di Munafò, palla che arriva buona per Peppe Buda che trova una magia, che gol del numero 11. Doppietta per lui, coordinazione perfetta e palla all'angolino, ci prova ma non può nulla Bucca. Adesso risultato che dice Messana 3, Promende 0. Recupera palla la Messana che non vuole fermarsi, Foti cambia gioco per D'Amico, buca l'intervento milanese, controlla D'Amico, si inserisce anche lui nella festa del gol. Che partita della Messana, doppietta anche per D'Amico, 4-0 nel primo tempo. Rivediamo qui il buco di Milanese e D'Amico deposita in rete, cross in mezzo, palla che spiove sul secondo palo, non ci arriva, attenzione, proteste, calcio di rigore, ravvisato un tocco di mani, viene fischiata la massima punizione per la Messana. Va dal dischetto, Bonasera col sinistro, palla da una parte, portiere dall'altra, la chiude il 7 con il rigore perfetto. Adesso risultato rotondo sul 5-0. Riparte in contropiede la Messana, qua forse c'è fallo su Gennaro, si prosegue, pallone per D'Amico, D'Amico ancora D'Amico, rientra e calcia, sfiora la tripetta D'Amico. Pagano va in mezzo, potrebbe essere l'occasione per trovare la rete per la Promenda. Attenzione qui all'imbucata davanti al portiere, chiude tutto Lima in uscita. Ancora Promende con Bartuccio che ha dato un po' di vitalità col suo ingresso, ancora Bartuccio sul pallone, qui c'è il filtrante, palla messa in mezzo, attenzione le proteste, l'arbitro fa cenno di continuare che non c'è nulla. Può ripartire Calcagno, palla al piede ma non c'è più tempo, missione compiuta per la Messana che voleva dare continuità alla vittoria contro la Valdinisi, ci riesce con un netto 5-0 maturato in casa sulla Promende, doppiette di Buda e D'Amico, il gol finale di Bonasera.